Buongiorno e ben trovati ad una nuova puntata in compagnia di Ore 13 in diretta. Oggi ci occupiamo delle banche fallite, anche per fare il punto della situazione e cercare di spiegare ed essere chiari, insomma, sugli ultimissimi sviluppi. Una situazione, come sappiamo, complessa e anche molto intricata, soprattutto per quel che riguarda il rimborso ai risparmiatori che sono rimasti senza nulla, i quali hanno subito davvero un danno certamente ingiusto e che chiedono ovviamente chiarezza e trasparenza. Oggi dunque, come vi dicevo, cercheremo di capirne di più in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio con me c'è l'avvocato Andrea Arman del coordinamento Banche Popolari Venete Don Enrico Torta, ben trovato. Buongiorno. E l'avvocato Matteo Moschini del Movimento Difesa del Cittadino, ben trovato. Buongiorno, anche a lei. Grazie. Il numero per chiamarci in diretta e farci una domanda lo vedete ed è in sovraimpressione dello 0422 16 26 798. Moschini, parto da lei perché secondo le ultimissime che leggiamo anche oggi nei giornali, stasera c'è il Consiglio dei Ministri e quindi è il grande giorno della discussione proprio in Consiglio dei Ministri per quello che è il decreto crescita, è così? Sì, oggi appunto al Consiglio dei Ministri si parla del decreto crescita. Per quello che interessa a noi, cioè i rimborsi ai risparmiatori truffati, ancora non sappiamo se appunto se ne parlerà oggi. Ci sono appunto voci contrastanti, anche appunto al governo non sanno bene come procedere su questo fronte e sono appunto ormai diversi giorni che andrebbe fatta chiarezza su come si intende appunto attuare la normativa in materia di fondo indennizzo risparmiatori inserita nella finanziaria. Ricordiamo che doveva essere attuata entro il 30 di gennaio. C'era stata poi a Vicenza agli inizi di febbraio una manifestazione pubblica a cui avevano preso parte i vice premier sia Di Maio che Salvini e appunto in quell'occasione avevano assicurato che la settimana successiva a quella della manifestazione, quindi entro metà febbraio, i decreti attuativi sarebbero stati emanati. Oggi è il 4 di aprile e ancora non abbiamo visto nulla. In questi 2 mesi appunto si è letto un po' di tutto sui giornali. Oggi c'è questo Consiglio dei Ministri in cui forse si parlerà appunto anche dei decreti in materia appunto di fondo indennizzo risparmiatori. Pare però che la normativa prevista dalla finanziaria non sarà attuata e appunto il fondo indennizzo risparmiatori verrà disciplinato ex novo, in quanto appunto da ambienti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono trapelate appunto indiscrezioni circa una non compatibilità della normativa prevista nella finanziaria con la legislazione europea. E questo in che cosa si tradurrebbe? Questo si tradurrebbe nel fatto che appunto ove venisse attuata la normativa prevista dalla finanziaria, intanto ci sarebbe il rischio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Quello, va detto, a noi interesserebbe relativamente perché comunque l'Italia di procedure di infrazione ne ha moltissime, quindi insomma una più una meno non farebbe grossa differenza. Ecco. Il problema sarebbe appunto che coloro che vanno poi appunto a scrivere la normativa di attuazione rischierebbero personalmente e sarebbero appunto esposti a un giudizio della Corte dei Conti in materia appunto di danno erariale. Quindi naturalmente abbiamo da una parte la politica che giustamente fa il suo lavoro e dice va attuato il fondo, bisogna procedere con i decreti attuativi in maniera più veloce possibile e quindi appunto procediamo. Dall'altra abbiamo appunto gli uffici del Ministero, il Ministro che appunto deve poi personalmente andare ad attuare questa normativa, che fa delle resistenze. Adesso per noi è anche complicato dire chi ha ragione e chi ha torto, naturalmente noi non siamo qui per puntare il dito contro i politici piuttosto che contro i tecnici. Facciamo semplicemente presente che noi avevamo detto fin da tempi non sospetti che la normativa così come è scritta non ci convinceva, era una normativa molto favorevole per i risparmiatori e naturalmente noi in quel senso lì l'avevamo accolta con estremo favore. Avevamo però fatto notare che non si è mai visto in nessun paese al mondo che si venga appunto risarciti senza un atto legale, cioè una sentenza o un arbitrato.
Naturalmente capiamo che per i risparmiatori sarebbe molto più semplice e preferibile non doversi munire di appunto un atto di questo tipo, e questo naturalmente è ovvio e mi sembra anche superfluo dirlo. Abbiamo però fatto rilevare appunto come la normativa prevista nella finanziaria poteva avere questo tipo di problematiche, e ci pare che appunto questo tempo trascorso ci abbia dato ragione, perché insomma sono passati 3 mesi ormai da quando doveva essere attuata, non è stata attuata, e da quello che possiamo leggere nei giornali ci pare che la situazione sia assolutamente fuori controllo ormai, insomma, ecco, quindi... Certo, Armane è d'accordo su questo, c'è un po' di confusione, ci sono voci contrastanti. In molto poco sono d'accordo. Sono d'accordo solo su un'affermazione che ha fatto il collega Moschini. Non si è mai visto al mondo. Non si è mai visto al mondo che cosa? Non si è mai visto al mondo un evento come quello che abbiamo subito, specialmente per le banche popolari venete. Una coincidenza di situazioni che hanno portato queste che erano le 2 banche del territorio, la 7ª e la 9ª a livello nazionale, ad essere portate al fallimento per delle scelte, prima politiche, poi politiche finanziarie e gestionali, perché queste non erano banche da far fallire. Giorno dopo giorno emerge sempre più che la situazione poteva essere presa in mano in maniera diversa, gestita diversamente, indipendentemente dalla sentenza sulla banca Tercas, e avere uno sviluppo differente. È chiaro poi dal punto di vista che oggi più interessa i risparmiatori, gli ascoltatori e anche noi che siamo qui, che i decreti attuativi sulla legge di bilancio, che è stata rifatta rispetto alla precedente legge di impostazione del governo Renzi, è una legge di bilancio che in qualche maniera è rivoluzionaria rispetto alla visione neoliberista che in Europa e in Italia si ha delle problematiche. Se noi andiamo ad applicare con rigore quelle che sono le previsioni europee, ci troviamo innanzitutto di fronte ad una situazione che è del tutto inedita. Quindi affermare con certezza che non vi è coincidenza rispetto alla legge di bilancio con le normative europee, secondo me è fuori luogo. Abbiamo visto che nonostante le varie affermazioni da parte del MEF, del Ministero dell'Economia e Finanza, che dicevano no, non si può fare, dobbiamo fare soltanto l'arbitrato e a seguito dell'arbitrato andare a ristorare o indennizzare, non è questione poi di definizione, coloro che dimostrassero di aver subito il mis-selling, poi nell'ultima versione, quella praticamente redatta dal MEF stesso e sempre sulla base delle indiscrezioni giornalistiche, apprendiamo che in verità l'Europa, la Commissione fra virgolette Vestager, accetta che vi possa essere un meccanismo di indennizzo automatico per i risparmiatori. Pare che lo voglia fare soltanto nei confronti di determinate categorie e questo crea un problema di disparità di trattamento e di coerenza con quelle che sono le nostre discipline costituzionali, però l'Europa ha dato questa apertura, quindi non vi è un blocco secco. È chiaro però che bisogna lottare. Se noi lottiamo per i risparmiatori senza aver paura di affrontare la realtà e senza aver fretta di concludere l'operazione, possiamo portare a casa un risultato per tutti i risparmiatori. C'è dell'ipocrisia tremenda in questa vicenda. Perché? Perché lo Stato ci vuole portare, lo Stato, il Ministero, e non confondiamo ministero con governo, perché in questo momento ci sono 2 situazioni differenti. C'è un ministero, organo amministrativo, c'è un governo, organo politico. Lo Stato apparato, quindi il ministero, in questo momento ci vuole portare a ricorrere soltanto al fine di dimostrare che la responsabilità nel crack bancario è da imputarsi soltanto agli amministratori delle banche, mentre noi abbiamo tutta una serie di evidenze, non ultima anche della Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta dall'onorevole Casini, il quale, anche se in maniera molto soft, molto vellutata,
ha detto, beh sì, forse Banca d'Italia e Consob non hanno svolto al massimo la loro funzione, il loro ruolo, e ci sono anche altre situazioni che non sono state totalmente, come dire, disambiguizzate. Io credo che se noi dovessimo andare a fare un accertamento per stabilire se vi sia stato o meno mis-selling, e su questo tema poi voglio ritornare, lo dobbiamo fare nei confronti di tutti gli attori di questa vicenda, per accertare le vere responsabilità, perché io sono fermamente convinto che questa operazione, voluta dai passati governi e sostenuta dal mondo finanziario, sia un'operazione finalizzata non a ristorare o indennizzare i risparmiatori, ma a salvaguardare le istituzioni. E su questo io non mi trovo d'accordo. La giustizia deve essere a favore dei risparmiatori, non a salvaguardia di coloro che probabilmente potrebbero, e uso tanti condizionali, avere responsabilità. Poi su questo ci torniamo certamente. Ricordo il mis-selling dopo. Abbiamo una telefonata da studio, sentiamo cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, sono Michela da Annone Veneto, buongiorno a lei conduttrice e ai suoi ospiti. Buongiorno Michela, non vorrei prego. Sbagliare, se sbaglio correggetemi. Ieri ho sentito che in Parlamento è passata la class action, cioè la denuncia collettiva, però non è retroattiva. Che mi potete dire su questo? Grazie. Grazie Michela, noi adesso ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, poi le daremo una risposta, tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Avvocato Moschini, cosa possiamo rispondere alla telespettatrice che diceva di questa class action che insomma può essere anche retroattiva, se non sbaglio? No, non è retroattiva, è stata approvata ieri o l'altro ieri, proprio in questi giorni, e da quello che si è potuto leggere, adesso poi naturalmente bisogna vedere nella pratica come funzionerà, però pare che rispetto a quella attuale, che sostanzialmente non è stata di nessun aiuto appunto ai consumatori, quella appunto approvata di recente ha dei notevoli miglioramenti. Bisognerà appunto vedere come funzionerà, però insomma pare che sia migliore, perlomeno appunto dal punto di vista teorico, poi appunto bisogna vedere nella pratica. Prevede dei tempi certi, molto rapidi, ci sono proprio le scansioni temporali in cui appunto si attuerà l'azione collettiva. E va appunto a aiutare tutti coloro che hanno dei diritti omogenei, quindi appunto le classi di soggetti che hanno appunto dei diritti omogenei e quindi possono dare avvio ad un'azione collettiva. Una criticità forse è quella per cui non potrà essere utilizzata appunto la nuova azione collettiva nei confronti della pubblica amministrazione, ma solo appunto nei confronti delle imprese e dei fornitori appunto di servizi pubblici. È stato nominato il commissario Vestager. Cosa ha fatto avere al commissario il Movimento Difesa del Cittadino? Sì, allora la settimana scorsa c'è stato appunto in Parlamento europeo a Strasburgo un incontro tra il commissario Vestager e l'europarlamentare Borrelli, che appunto è una persona di Treviso che conosciamo da tempo, e quindi appunto abbiamo appunto ritenuto opportuno far avere tramite il commissario, tramite appunto il parlamentare Borrelli, che ha incontrato appunto il commissario Vestager per parlare della questione dei rimborsi ai risparmiatori, una nostra comunicazione in cui appunto abbiamo ricordato al commissario come si sono svolti appunto i fatti relativi alle banche popolari venete, e l'abbiamo sostanzialmente invitata a decidere in fretta, a far avere appunto il suo parere all'esecutivo italiano in fretta. Abbiamo poi evidenziato come proprio in questi giorni sia stata resa nota la sentenza del Tribunale europeo relativamente alla decisione della Commissione Vestager in materia appunto dell'intervento del fondo interbancario relativamente appunto alla Tercas. Lì la Commissione aveva ritenuto che il fondo interbancario non poteva intervenire nel caso Tercas perché era un aiuto di Stato, e invece appunto il Tribunale europeo ha deciso in senso contrario, cioè ha detto che si poteva utilizzare il fondo interbancario per consentire alla Popolare di Bari di salvare, di acquisire la Tercas. Questa appunto è una sentenza che interessa naturalmente anche la questione delle popolari venete, perché
se avessimo potuto utilizzare il fondo interbancario anche per quello che riguarda le popolari venete, molto probabilmente o comunque verosimilmente non saremmo arrivati al loro fallimento sostanzialmente. I privati avrebbero potuto intervenire, sarebbero stati appunto agevolati dal fatto che c'era appunto l'intervento del fondo interbancario e quindi la storia sarebbe stata molto probabilmente diversa. Autorevolissimi rappresentanti, anche il Premier Conte mi pare proprio abbia parlato di una possibile azione risarcitoria che lo Stato italiano potrebbe fare proprio nei confronti della Commissione per quello che riguarda quella decisione, che è stata una decisione a carattere politico, ma che appunto ha avuto delle ricadute di carattere proprio certo, economico. Insomma, certo. ecco. Abbiamo un'altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, sì. Chi c'è in linea? Buongiorno, senta, volevo fare dei quesiti all'avvocato Arman. Prego. Che ringrazio per tutto quello che sta facendo per i risparmiatori del Veneto e non solo. Come mai, vorrei che spiegasse questo l'avvocato Arman, come mai tutto questo accanimento per quanto riguarda l'arbitrato? Vogliono salvare Consob e Banca d'Italia e dare tutta la colpa a Zonin, Consoli, Trinca? Cioè, cosa sta succedendo? In questa razzia criminale, perché questa non è una cosa fatta così, questa si parla di 12 miliardi di risparmi del popolo veneto, 12 miliardi, e se noi facciamo un'analisi che è già stata fatta a livello regionale veneto, si parla con gli effetti collaterali, gente che si è suicidata, gente che ha chiuso la sua attività. Si parla di una cifra spaventosa, ripeto spaventosa, di 50 miliardi, nell'indifferenza della politica veneta con la collusione del nostro Stato, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo attraversando, ripeto, nell'indifferenza della politica veneta. Grazie avvocato, se può spiegarmi grazie per il suo intervento, naturalmente insomma dovranno essere ancora accertate chiaramente, come abbiamo detto, nello specifico le responsabilità di tutta questa questione. Che cosa possiamo rispondere al telespettatore? Io rispondo con quello che da 3 anni vado scrivendo. Quello che è accaduto nel Veneto è inedito, era inedito e continua a rimanere tale, e si è trattato di un esperimento socio-finanziario di trasferimento della ricchezza dai risparmiatori, che rappresentano il ceto medio, il ceto più colpito in questo momento dalle politiche neoliberiste, e la grande finanza che ha la pretesa di poter detenere in via quasi esclusiva le ricchezze del mondo. Questo discorso, che può sembrare vasto e inconcludente, se noi lo caliamo nella realtà ci porta subito a considerare che la battaglia che stiamo combattendo da 3 anni per 1,5 miliardi, che sono tanti soldi, ma se noi ragioniamo con i numeri della macroeconomia non sono somme importanti, non giustifica l'impegno che è stato messo in questo scontro. Cioè, se si trattasse solo del 1,5 miliardi non sarebbe giustificato l'impegno. Lo Stato ha speso e sperperato somme ben superiori senza grandi attenzioni. Pensiamo al Mose, ma pensiamo a tante altre opere pubbliche, pensiamo anche a tante fuoriuscite di denaro di importo inferiore, ma che sommate e senza giustificazione danno situazioni ben più alte del 1,5 miliardi di cui stiamo parlando. Ed allora la ragione di questo scontro qual è? Vi è da una parte un mondo che è il mondo in questo momento dominante dal punto di vista culturale, che ritiene che non sia accettabile che i cittadini possano attraverso la protesta ottenere il risultato di vedersi risarciti di un danno che reputano ingiusto. Dall'altra parte invece c'è una visione più solidaristica di questo mondo che ritiene, ma se vi è una responsabilità, se vi è un ingiusto danno causato a delle persone che non hanno responsabilità, lo Stato, in virtù di quelli che sono i principi costituzionali sui quali si basa, interviene e indennizza.
Noi difatti nella legge di bilancio, quella che istituisce il FIR, facciamo un preciso richiamo, fa il governo, ma uso questa espressione, vi ha fatto un preciso richiamo a quelli che sono i valori costituzionali ripresi dall'articolo 47. La Repubblica tutela il risparmio in ogni sua forma. E questa premessa è significativa perché è un riconoscimento da parte dello Stato che l'intervento non viene fatto soltanto in virtù di quelle che sono le leggi bancarie, quelle leggi bancarie aride che vedono solo il rapporto cittadino-consumatore-banca, ma viene fatto all'interno di una visione più globale dove il risparmio diventa valore, un valore fondamentale di libertà. Ed è per questo che è anche tutelato nella Costituzione, oltre che di libertà è un valore solidaristico, è un valore di intervento ed è tutelato dalla Costituzione. In questa ottica si sviluppa lo scontro e in questa ottica deve essere vista la legge a favore dei risparmiatori del FIR. Se noi la spostiamo esclusivamente nel rapporto contrattuale consumatore-banca, e allora andiamo in una visione molto sterile di questa vicenda, perché quello che è accaduto è il frutto di una scelta politica del governo Renzi che ha imposto la trasformazione delle banche. È il frutto di un'azione di persuasione fatta dalla politica e dagli amministratori delle banche per convincere i risparmiatori, i soci delle banche a votare la trasformazione delle banche in SPA. È frutto di un'azione combinata della BCE, di Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e Finanza nel momento in cui vi è stata la messa in liquidazione di queste banche. Quindi vediamo solo con questi piccoli passaggi che non sono come dire, totalmente espressivi di tutto ciò che è accaduto, ma è una riduzione tanto per rendere semplice l'esposizione. Noi vediamo che le responsabilità coinvolte in questa vicenda vanno ben oltre il rapporto contrattuale banca-cittadino-risparmiatore e quindi si va fuori di quella che è la normativa bancaria. Certo è insomma che chi ha perso tutto ha vissuto e continua a vivere un'odissea. E la sta vivendo ancora perché sulla pelle dei cittadini vi è uno scontro fra Stato apparato, quello che dicevamo prima, cioè i burocrati del Ministero che rappresentano degli interessi delle istituzioni dal punto di vista dell'apparato e la politica che ha come vittime innocenti noi risparmiatori. Questo scontro ideologico, questo scontro di approccio trova noi risparmiatori nella condizione di essere qui da anni ad aspettare ciò che sarebbe un nostro diritto ma che non ci viene ancora dato. Ed è evidente insomma, che ancora per il momento non se ne viene fuori. Abbiamo sentito Moschini parlare di aiuto di Stato. Che cos'è e si potrebbe effettivamente configurare in questa situazione? Allora, l'aiuto di Stato è appunto una normativa europea. In realtà c'è aiuto di Stato quando appunto lo Stato va ad aiutare un'impresa e quindi appunto va a falsare la concorrenza nel mercato, in quanto appunto l'impresa avvantaggiata dall'aiuto di Stato ha vita più facile, diciamo così, rispetto alle altre, a quelle appunto non avvantaggiate dal mercato. Appunto sembra difficile poter ritenere che nel caso in cui vi siano questi rimborsi indiscriminati vi possa appunto essere una sorta di aiuto di Stato, perché i rimborsi andrebbero appunto in massima parte a risparmiatori, che è vero che sono azionisti e quindi in quanto tale sono l'impresa banca, l'azienda banca. Va anche detto però appunto che le banche sono in liquidazione, quindi insomma è come se non esistano più. Quindi insomma non è una questione dal punto di vista tecnico semplice da dirimere. La questione appunto fondamentale, sebbene io dal punto di vista dei principi sia d'accordo con quello che diceva il collega Armand sul fatto che appunto che le violazioni sono state commesse da moltissimi soggetti, pensiamo ad esempio al caso di Banca d'Italia e Consob. Banca d'Italia e Consob hanno autorizzato gli aumenti di capitale fatti nel 2013 e nel 2014 dalle Popolari Venete e lì se ne sono andati 2 miliardi, cioè una somma importante, il 20% di quello che è andato in fumo, perché è andato in fumo circa 10 miliardi e con gli aumenti di capitale del 13 e del 14 ne sono andati in fumo 2. Quegli aumenti di capitale sono stati autorizzati quando sia Banca Italia che Consob sapevano benissimo che le banche erano ormai decotte e siamo in grado di dire che lo sapevano benissimo perché l'avevano scritto nei loro report, proprio nelle comunicazioni che mandavano alle banche.
Quindi sul fatto che le violazioni, le responsabilità siano plurime e siano in capo a molti soggetti, su quello non ci piove assolutamente, tanto è vero che noi saremmo estremamente soddisfatti se la politica mantenesse una delle promesse che aveva fatto in campagna elettorale. In campagna elettorale dicevano costringeremo Banca Italia a risarcire almeno una parte dei danni subiti dai risparmiatori. Banca d'Italia la settimana scorsa ha comunicato che ha registrato un utile di 6 miliardi e 2, di questi 6 miliardi e 2, 5 e 7 ne sono andati allo Stato, quindi ecco, questo è bene che si sappia. Ci pare però che la politica su questo fronte non abbia fatto nulla, perché avevano detto appunto faremo risarcire appunto i soci anche da questi soggetti, non è stato fatto nulla. Quindi insomma ecco, questo va registrato. I soci sono tutti appunto, come diceva il collega Arman, in gravi difficoltà economiche e finanziarie. Psicologiche, certo, cioè noi adesso per farle capire stiamo facendo l'azione contro i revisori dei conti, lo facciamo sostanzialmente gratuitamente, cioè chiediamo una sorta di contributo per le spese, ce ne sono molti che non sono in grado di versarci neanche quelle, quindi ci auguriamo che appunto che la politica mantenga almeno una parte delle promesse che aveva fatto in campagna elettorale, insomma, ecco. Ecco, su questo ci torniamo subito dopo la pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Moschini, quando parliamo di investitori parliamo di persone fisiche, ma ci sono anche tante imprese che si sono trovate senza niente e sappiamo come le imprese, l'imprenditoria sia davvero un motore importante per il nostro territorio. Come si sta agendo da questo punto di vista? Sì, assolutamente, quello delle imprese appunto è un altro dei punti dolenti, su cui tra l'altro il fondo indennizzo risparmiatori fa ben poco, perché nella versione che conosciamo consente l'accesso appunto al fondo solamente alle microimprese, cioè quelle con meno di 10 dipendenti e con un fatturato non superiore ai 2 milioni di euro. Le altre sono escluse quindi non possono appunto accedere a questi fondi statali. Lì la questione naturalmente è molto complessa e noi abbiamo più volte sollecitato il governo a prendere una posizione su questo. Molte delle imprese avevano appunto le azioni finanziate e quindi appunto oltre alla perdita che hanno subito a causa appunto dell'azzeramento del valore delle azioni hanno contratto un debito, e naturalmente adesso abbiamo Intesa San Paolo o la SGA, a seconda della situazione in cui si trova il debito, che chiedono indietro questi soldi. Noi naturalmente lì, quando le imprese che assistiamo ricevono queste richieste, scriviamo appunto al soggetto che chiede appunto indietro i soldi e gli facciamo presente come era stato appunto erogato il finanziamento, a nostro modo di vedere con la commissione di un reato, e quindi appunto diffidiamo chi ci chiede indietro i soldi a continuare appunto in questa richiesta. Era però molto importante un'azione da parte dello Stato, cioè lo Stato doveva, a nostro modo di vedere, convocare Intesa San Paolo, che appunto che è il soggetto che ha acquisito la parte buona delle due popolari venete, ad un tavolo e fare in modo che Intesa San Paolo si attenesse ad un codice di comportamento, diciamo così, per quello che riguarda queste situazioni. Perché naturalmente non si può pensare che le imprese che già sono a rischio fallimento a causa del crack delle popolari venete debbano anche essere costrette a restituire dei soldi che appunto gli erano stati erogati per l'acquisto delle azioni. Ecco, il governo però su questo punto non ha fatto nulla. Il passato prefetto, la dottoressa Lega, si era impegnata nel corso di quella tavola rotonda e poi è stata trasferita, ha avuto un avanzamento e tutto è caduto. Però io credo che in questo momento parlare di governo, non per difenderlo, ma per essere abbastanza concreti, allora già ci sono difficoltà enormi nell'affrontare il tema del FIR. Figuriamoci se il governo in questo momento andasse ad attaccare la corazzata Banca Intesa. E quindi io spero che tutti i risparmiatori, tutti gli ascoltatori comprendano
che, come ho detto prima, questo non è uno scontro sul 1,5 miliardi, questo non è uno scontro su quanto è accaduto ai risparmiatori, è uno scontro culturale ideologico. Noi qui abbiamo delle responsabilità che sono responsabilità di istituzioni sino ad oggi intoccabili e di organismi finanziari ormai sovranazionali che hanno il potere in qualche maniera di condizionare addirittura la vita politica di questo Paese. Ed allora dobbiamo avere nervi saldi, tener botta, come diciamo sempre noi, duri ai banchi e continuare senza cedimenti, perché io lo dico al collega Moschini che prima mi dava ragione, ma se mi dai ragione, perché in queste giornate voi in qualche maniera andate ad appoggiare una scelta di ristoro o indennizzo che non è perfettamente confacente agli interessi dei risparmiatori? Rimaniamo tutti uniti su una linea forte, su una linea precisa a favore dei risparmiatori. Moschini, la faccio rispondere tra poco perché abbiamo una telefonata da casa. Va Pronto, bene. buongiorno, chi c'è in linea? Chi abbiamo in linea? Pronto, buongiorno? Pronto? Pronto, con chi parliamo? Sono la signora Sandra di Treviso. Prego Sandra, ci dica. E niente, io ho perso mio marito da neanche un mese e ho sostenuto tante spese e adesso lui aveva investito 40.000 euro. Avrò qualcosa volevo sapere se mi rende qualcosa. Grazie Sandra. Qualcosa. Grazie Sandra. Posso rispondere io, che così vado sul tema che abbiamo saltato prima, che è fondamentale. Io, signora Sandra, mi auguro che lei possa avere qualche cosa, e noi come coordinamento Don Torta ci stiamo battendo, assieme anche alle altre associazioni naturalmente, affinché questo avvenga. Però dobbiamo porre grande attenzione su un passaggio fondamentale che è pericolosissimo per i risparmiatori e si racchiude in una parolina inglese. Quando viene usato l'inglese, specialmente in economia, è sempre pericoloso. Mis-selling. Prima parlavamo di mis-selling, avevo parlato io. Mis-selling che cosa significa? Imbroglio in fase di vendita. Oggi come oggi si vuole far passare da parte dello Stato apparato, da parte di quella burocrazia che difende le istituzioni, il concetto che solo coloro che sono stati imbrogliati in fase di vendita hanno diritto ad un indennizzo. Se lei è una vecchia socia, corre il rischio di non avere nulla. Noi invece ci opponiamo a questo e riteniamo che tutti i risparmiatori, ancor più i vecchi, che sono coloro che hanno messo stabilmente a disposizione i propri denari alle banche popolari venete, e attraverso quei denari le banche popolari venete hanno gestito e sostenuto l'economia di questa terra, specialmente a quei risparmiatori deve essere dato un indennizzo che sia un indennizzo dignitoso, perché quelli sono i veri risparmiatori, mis-selling o non mis-selling. Queste persone hanno subito un danno ingiusto perché non sono state correttamente informate e tutelate. Informate dalle banche, informate da Banca d'Italia, ma tutelate dal sistema di garanzia che lo Stato ha messo in piedi e noi paghiamo profumatamente, sistema che non ha funzionato. Allora diciamo alla signora Sandra, se non l'avesse già fatto, di rivolgersi a una delle associazioni che appunto danno sostegno a coloro che hanno perso tutto, insomma, anche per capire un po' la situazione. La faccio rispondere su quanto diceva prima Armando. Sì, è vero che davo ragione al collega Armando, però avevo precisato quanto ai principi, cioè dal punto di vista dei principi appunto sono assolutamente in linea con quello che lui sostiene, però naturalmente poi i principi sì, sono molto importanti naturalmente, però poi quando si deve mettere a punto una legge bisogna tener conto anche della cornice legislativa all'interno della quale uno si può muovere, perché sennò se uno prende un principio e dice lo traduco in legge, insomma sarebbe Ma la cornice tutto, ce lo consente? Non mi pare, visto che sono passati 3 mesi da quando se abbiamo coraggio la cornice ce lo consente, perché staremo a vedere. La commissaria Vestager già ha dato un'apertura, 6 mesi fa questa apertura non c'era. Sì, la commissaria Vestager ha dato un'apertura limitatamente utilizzando appunto una delle previsioni del diritto europeo che prevede che in casi di urgenza sociale o di difficoltà sociale, se non ricordo la dicitura prevista, si possa appunto fare quello che si dice Ma che però deve la fare. legge
quelli che hanno, e appunto diceva, per coloro che hanno ISEE inferiore a 35.000 e o, non ho ben capito se una serie di requisiti, patrimonio immobiliare sotto a 100.000, questi possono accedere in quanto casi sociali, casi di soggetti che sono in possono accedere, ma sappiamo benissimo che sono pochissimi quelli. Ma la pochezza di questo ragionamento è quella che è stata riportata in questi giorni per bocca del sottosegretario, ma se ci troviamo di fronte ad una pensionata come questa signora che ha appena telefonato, è rimasta vedova da pochi giorni, con il dolore e la sofferenza conseguente all'età e al lutto subito, che ha 36.000 euro di ISEE, non è un caso sociale? Ribadisco quello che dicevo prima, sono d'accordo con per quanto riguarda i principi, ma poi quando si deve scrivere una legge che i principi non sono l'unica cosa che rileva, sono rilevanti, però poi se vanno però attraverso i principi si possono forgiare le leggi, certo, non debbono essere le leggi a dare i principi. Ma allora prima di scrivere la normativa bisognerebbe andare in Europa, riscrivere i trattati e prevedere appunto che i nostri funzionari spiegassero all'Europa che ad oggi i nostri funzionari del MEF, che sono delegati alla trattativa con i funzionari dell'Europa, spiegassero che quello che è accaduto in Europa non è stato un imbroglio delle banche, ma è stato un incidente collettivo che ha coinvolto uno Stato intero. Sono assolutamente d'accordo. E su quell'incidente collettivo lo Stato si assume la propria responsabilità con coerenza e senso del dovere attraverso il FIR, indennizzando automaticamente i risparmiatori ingiustamente. Io concordo che non dobbiamo indennizzare gli speculatori, concordo che non dobbiamo indennizzare le società finanziarie che muovevano i capitali per necessità di bilancio, ma i risparmiatori, specialmente quelli che hanno lasciato lì i propri soldi per decenni, quelli non possono essere dimenticati in forza di quelle che sono sterili regole europee che vedono l'uomo come consumatore. Noi non siamo consumatori, siamo uomini. Però ci sono queste sterili regole europee, e noi combattiamo, possono non piacerci, ma ci sono. E questo è il momento in cui le dobbiamo combattere, non ci dobbiamo piegare. Beh, però insomma, va bene. Su questo insomma un punto d'incontro comunque l'abbiamo trovato, però certo come si va, parliamo insomma di una cosa che interessa direttamente i risparmiatori che non hanno più nulla, come si va a calcolare questo livello di rimborso? Allora, parrebbe, e quindi condizionare, correggimi Matteo se non sarò preciso, che il calcolo vada fatto sul costo di acquisto, cioè se io 20 anni fa ho acquistato ad un prezzo, oggi quel prezzo, non attualizzato, ma quel prezzo sarà la base di calcolo del 30% che verrà corrisposta come indennizzo al risparmiatore. Su questo punto sia la parte che sostiene la nostra idea, sia la parte cui aderisce il collega Moschino al gabinetto di regia, Sì, gabinetto era sempre stesso. E sosteniamo tutte e due la necessità di procedere ad una rivalutazione del prezzo pagato al momento dell'acquisto, perché in Italia abbiamo subito delle svalutazioni molto importanti. Quello è uno dei tanti argomenti, però non è ancora definita la dinamica di calcolo, ma dovrebbe essere questa in linea di massima. Chi dovrebbe essere rimborsato per primo? C'è una sorta di privilegio, chiamiamolo così, oppure no? No, nella legge attuale una sorta di privilegio non c'è, c'è un criterio di priorità che è appunto quello di cui parlavamo prima, l'ISEE sotto i 35.000, cioè i soggetti che appunto che sono in difficoltà economica e che appunto hanno un ISEE certificato appunto dall'ISEE inferiore ai 35.000 vengono soddisfatti prioritariamente rispetto agli altri, vengono soddisfatti tutti coloro la cui domanda la commissione ministeriale viene appunto accolta, ma vengono soddisfatti prima quelli che hanno un ISEE inferiore ai 35.000. A me questo francamente sembra una cosa assolutamente corretta, condivisibilissima, e quindi ecco non c'è assolutamente nessuna questione su questo. Ecco, una cosa molto interessante che sollevava appunto il collega Armano era quella su chi sono i veri truffati, perché anche qui purtroppo tra associazioni, come lei senz'altro saprà e come tutti i telespettatori sanno, ci sono aperte molti fronti, no? E uno dei fronti principali secondo me proprio era quello relativamente a chi ha maggior diritto di essere risarcito, quello che ha comprato le azioni negli anni 80
che le ha pagate magari poche migliaia di lire, ma che le ha sempre mantenute, perché appunto vedeva che il titolo dell'azione aumentava, quindi era contento perché appunto consentiva alla banca di territorio di operare e nel frattempo vedeva il suo gruzzolo aumentare, o quello che le ha comprate magari negli ultimi 10 anni e quindi pagandole soldi veri, insomma, ecco, perché naturalmente anche questa è stata appunto una delle questioni cruciali a mio modo di vedere, che hanno appunto poi dato vita alla divisione tra le associazioni. Ecco, anche questa a mio modo di vedere è una questione molto difficile da appunto andare a risolvere. Nella prima versione della legge che noi avevamo fatto, quella che era stata approvata alla Camera e che poi è stata invece stravolta al Senato, e adesso appunto abbiamo quella che c'è, noi avevamo previsto appunto proprio a tutela dei soci storici che dovessero essere eserciti anche coloro che non erano stati ingannati in sede di vendita, quindi che erano stati vittima di mis-selling, ma coloro che erano stati ingannati dalle false informazioni fornite nel tempo dalla banca. Certo. La banca ogni anno diceva appunto che i bilanci erano floridi, che il titolo appunto aumentava sempre di valore, e quindi naturalmente i vecchi soci vedevano bene il valore dell'azione aumenta, ed erano naturalmente incentivati a mantenere lì i propri soldi. Noi avevamo appunto proprio a tutela dei soci storici, che rappresentano una quota molto importante dell'azionariato delle Popolari Venete, eravamo andati appunto a prevedere proprio una normativa specifica, cioè non solo mis-selling ma anche appunto false informazioni fornite che hanno indotto il socio, il reato di aggiotaggio in sostanza. L'aggiotaggio è proprio chi fornisce false informazioni e quindi induce qualcuno a un determinato comportamento. Quindi in modo tale da allargare l'avevamo previsto in maniera proprio specifica, però comprendi bene, perché era fondamentale quello, perché sennò, come giustamente diceva il collega Arman, il mis-selling per uno che ha comprato l'azione negli anni 80 non c'è, come fai a dimostrarlo? E quindi ecco le false informazioni fornite, quindi ha diritto ad essere esercito anche quello che l'ha comprata negli anni 80. Certo, la faccio rispondere subito dopo la pubblicità, ci fermiamo per l'ultima pausa, tra poco. Imprevedibile. Ben ritrovati in studio, ecco ancora insieme per l'ultima parte di Ore 13. Abbiamo subito una telefonata da casa, sentiamo cosa ci vogliono dire. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Dario di Trento, buongiorno. Buongiorno Dario, le chiedo di essere breve perché stiamo chiudendo, gracie davvero. No, a me fa un po' specie che dopo tutti questi disastri uno dietro l'altro, anche nell'economia, se ne parla sempre quando è successo il disastro, prima no, non c'è qualche segnale. L'ospite parlava di, hanno raccontato delle balle, ci hanno imbrogliato, hanno raccontato cose non vere, però ci dovrebbe essere qualcuno in grado di capire prima, quando ci raccontano queste cose. Cioè, la funzione della cultura, anche un po' dovrebbe appunto essere questa, riuscire a capirlo prima. Cioè, vi ricordate 150 anni fa, Pinocchio, vi ricordate la storia del gatto e della volpe e degli zecchini d'oro? E vi ricordate? Pinocchio, se gli zecchini d'oro li vai a seppellire, il giorno dopo ti cresce l'albero pieno di zecchini d'oro. Un secolo e mezzo fa sapevano già perfettamente. Grazie Dario, abbiamo capito. Lei ha perfettamente ragione, metafora. però vede, le faccio sulla metafora che lei ha portato subito un appunto, perché il gatto e la volpe sono il gatto e la volpe. Nella vicenda delle banche il gatto e la volpe erano impersonati da istituti di controllo di assoluta serietà, quali Banca d'Italia e Consob, che dovevano vigilare sull'operato delle banche. Noi risparmiatori siamo caduti dentro a questo imbroglio, come lei l'ha definito, in totale buona fede, e non è sostenibile la tesi che dovevamo essere noi preparati per affrontare le eventuali difficoltà che la banca non ci dichiarava, perché il nostro meccanismo, la nostra vita sociale è organizzata attraverso la distribuzione degli incombenti, dei compiti, degli oneri e anche non solo. Quindi se noi deleghiamo Banca d'Italia e tutto il sistema di controllo a vigilare affinché tutto vada bene, questi ci dicono va bene, io non sono nella condizione di poter dire non va bene. Probabilmente qualche grosso speculatore, qualcuno che riesce a leggere fra i numeri e fra gli humor, ma non sicuramente gli anziani o le persone come me che non si interessano né di finanza né di banche, non si interessavano. Certamente.
Quello che interessa ai risparmiatori è quali sono i tempi di questa benedetta procedura secondo la quale ci saranno e in che misura i risarcimenti? Se approvano la legge i tempi dovrebbero essere abbastanza brevi, nel senso si parla di qualche mese, insomma, ecco, se la approvano adesso in questi giorni, io penso che a partire da settembre o comunque prima della fine dell'anno si possano iniziare a fare le domande di accesso al fondo statale. Ci sarà poi questa commissione tecnica istituita presso il MEF che dovrà appunto valutare queste domande e poi la Consap materialmente erogherà questi rimborsi. Però insomma, come i telespettatori si saranno senz'altro resi conto leggendo i giornali, è tutto in alto mare, insomma, ecco, nel senso che la politica vorrebbe fare una cosa, quelli del Ministero un'altra. Staremo a vedere, insomma, speriamo che la situazione si sblocchi, insomma, ecco. Domanda delle domande. Le banche potevano essere salvate oppure no? Rispondiamo all'unisono? Sì. Rispondiamo all'unisono. Sì. Potevano essere salvate e poteva essere salvato anche il sistema creditizio del Veneto, che in questo momento le imprese venete stanno soffrendo terribilmente, specialmente le piccole e medie imprese, proprio perché mancano le banche di riferimento. Mi chiedo però, perché queste banche non sono state aiutate? Cioè, quest'oggi abbiamo Carige e Monte dei Paschi che stanno ricevendo un sostegno dallo Stato, correggetemi se sbaglio. Perché le banche che sono fallite invece non sono state sostenute? E questo lo vorremmo sapere attraverso la Commissione parlamentare d'inchiesta che ci auguriamo avrà poteri molto ampi per capire perché sono successe queste cose. E la situazione è molto complessa e affinché il sistema possa riacquisire la fiducia dei risparmiatori e dei cittadini, che è fondamentale in un'economia condivisa come la nostra, è necessario fare chiarezza e sapere perché è successo questo. Sono d'accordo, penso che un ruolo molto importante l'abbia avuto senz'altro appunto la Commissione europea, che appunto non aveva consentito l'intervento del fondo interbancario. L'hanno dichiarato appunto anche gli esponenti del precedente esecutivo, il sottosegretario Baretta, che era appunto sottosegretario del MEF quando c'era appunto la questione, ha proprio appunto dichiarato: se avessimo potuto utilizzare il fondo interbancario avremmo potuto risolvere la cosa in maniera diversa, i privati avrebbero messo dei soldi loro per salvare le banche, quindi molto probabilmente la storia sarebbe stata diversa. Io ricordo, scusa se ti ho preso la parola, ma credo sia per una questione di onestà intellettuale necessario dire questo nel corso di un incontro alla Sala dei Cuoio a Venezia, in Consiglio regionale, l'allora sottosegretario Baretta ci diceva: forse per noi faremmo anche l'intervento, però in Europa c'è tanta voglia di fallimento per vedere che cosa succederà. E io questa onestà intellettuale al sottosegretario Baretta la riconosco. Stasera c'è il Consiglio dei Ministri, vedremo che cosa succederà, insomma poi ci ritroveremo qui e faremo nuovamente il punto della situazione. Siamo in chiusura, io ringrazio l'avvocato Andrea Arman e l'avvocato Matteo Moschini di essere stati con me a ore 13. Grazie davvero e grazie anche a chi ci ha seguito da casa. Vi do appuntamento alla prossima puntata, arrivederci.